Oggi una riunione del direttivo del Movimento per la Sostenibilità con diversi punti all'ordine del giorno, un movimento che cresce con tantissime nuove adesioni. Ecco quali le novità. Le novità che si stanno avvicinando tanti giovani, fortunatamente, perché probabilmente il messaggio che passa, che è quello della sostenibilità, della lotta al riscaldamento climatico, comunque sono tutti temi che hanno a che fare col futuro delle nuove generazioni, sembra che siano molto più attenti di noi a queste politiche che hanno a che fare con la vita delle persone, poi tutto sommato. Il mondo ci sta dando delle risposte che noi non ci aspettavamo, ma che purtroppo sono la realtà con la quale dobbiamo fare i conti in futuro. Questa riunione è propedeutica a quella che faremo il 14 di gennaio alla Camera di Commercio, il cui tema è Expo Firma per il Clima, e ci sarà nell'ambito di questo evento la presentazione del libro sulla complessità del professore Federico Maria Butera, che è il decano del Politecnico di Milano, che ci onorerà della sua presenza e potrà spiegare a tante persone che magari non conoscono tutti gli aspetti del dramma che il mondo sta vivendo. Insomma, lui ha fatto un bel libro che è una sorta di vademecum sul comportamento, sui danni che l'uomo arreca alla natura, sulla antropizzazione selvaggia, su tutto quello che ormai è una realtà con cui ci confrontiamo ogni giorno. Sarà un'ottima occasione soprattutto per i giovani. Abbiamo coinvolto le consulte giovanili, quella provinciale e le scuole. Spero che siano sensibili a questo tema, che sicuramente è sofisticato, ma le scuole non possono sottrarsi al loro ruolo. Il tema centrale resta sempre quello del futuro rigassificatore di Porto Empedocle. Che novità abbiamo dal nuovo governo? Allora, il tema del rigassificatore è sempre centrale, anzi è la centralità, è quello per cui ci stiamo battendo, perché il movimento per la sostenibilità, per la difesa del territorio, per contrastare la collocazione del rigassificatore in zona caos a ridosso della Valle dei Templi. Allora, il problema qual è oggi? È molto più grave, perché i maggiorenti, chiamiamole maggiorenti della politica e degli affari, perché dentro c'è Eni, Snam e tutti i players, come vengono chiamati, delle energie, si stanno organizzando per far diventare il Sud, a partire da Agrigento, l'hub delle energie fossili, del gas. Per poterlo vendere a tutta Europa si partirà da Agrigento. È logico che, siccome è un progetto complicatissimo e difficilissimo, e sanno che qui hanno a che fare con persone che per 18 anni li hanno lottati con successo, perché ad oggi il rigassificatore non c'è, ora loro sicuramente si stanno organizzando con le nuove norme emanate dal governo Draghi, che sono delle norme liberticide. Non sono delle norme che semplificano, sono delle norme che conculcano i diritti dei cittadini, che dovranno subire giocoforza e nonostante la loro avversione, dovrebbero subire le vessazioni di soggetti che col denaro pubblico controllano economia e persone. Quindi noi faremo di tutto per contrastarle in ogni luogo e con ogni mezzo. Come fino adesso abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in modo molto carsico, senza strumentalizzazione, e continueremo a farlo per difendere la città dall'aggressione di questi vandali, di questi selvaggi, di questi soggetti che hanno in testa soltanto il loro profitto a discapito della vita, della salute e dei diritti delle persone.